Nel mirino anche gli uffici del Lati di Agrigento. Prosegue l'inchiesta che gravita attorno a Girgenti Acque, la società che gestisce il servizio idrico in buona parte dei comuni della provincia. Inchiesta che ipotizza a carico di 72 persone i reati di associazione a delinquere, ricettazione, corruzione, truffa e false comunicazioni sociali. Il nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento e del NOE dei Carabinieri di Palermo hanno sequestrato una corposa documentazione. Il decreto di perquisizione è stato emesso dai pubblici ministeri Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro, coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio. Gli inquirenti ipotizzano in particolare che l'ambito territoriale ottimale, autorità pubblica chiamata a sovrintendere sull'operato di Girgenti Acque, abbia in realtà favorito illecitamente la società e il suo presidente Marco Campione, principale indagato. Le nuove perquisizioni hanno riguardato la sede dell'Ati, che si trova nella zona industriale, e la sede di Girgenti Acque, quasi di fronte. L'inchiesta, come si ricorderà, ha portato anche alla rimozione di fatto del prefetto di Agrigento Nicola Diomede, indagato per avere favorito in maniera illegittima le certificazioni antimafia dell'impresa di Campione. Coinvolti a vario titolo avvocati, amministratori, diversi esponenti politici, giornalisti e funzionari.